ricordo mia mamma una volta era in piedi qua che stava cucinando ed ero piccola ancora così e stavamo parlando della moschea. E ho detto sarebbe bello, magari se la aprono in questi giorni la moschea, andiamo magari là a festeggiare il Ramadan perché si stava avvicinando, insomma. E lei mi ha detto sì, beh, arriverà il momento. Però adesso ormai ho 22 anni, non è ancora arrivato il momento. Treviso is a town near Venice, with a thriving manufacturing base which is fed by the supply of local workers from immigrant communities, including thousands of Muslims. In 1994, the Muslim community opened its own mosque in Treviso, but a few months later they were praying out on the street. Now, police are always posted here to check they don't go back inside. Tadil Youssef, a cleric and community leader, has been living here for over 20 years. He led the campaign to buy and refurbish this former warehouse as a mosque, but thanks to the ruling party in the region, the Northern League, its doors are closed to prayer. Una comunità senza luogo di preghiera come una donna senza figli. At the latest Northern League national meeting held at St. Mark's Square in Venice, one of their most vociferous representatives, Giancarlo Gentilini, former mayor of Treviso, spoke out against the Muslim community once again. La rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici. E qui ci sono anche le gerarchie ecclesiastiche che dicono lasciate anche loro pregare. No, vanno a pregare nei deserti. We asked to speak to representatives of the Northern League, but they refused our request. On the outskirts of Treviso, local Catholic priest Father Aldo Danieli has opened his doors to people from all over the world. Among those allowed to pray in his church hall are Pentecostals, Seventh-day Adventists and other Protestants. Nel Vangelo è scritto che noi dobbiamo amare il prossimo come noi stessi. Se io fossi nei loro panni e chiedessi uno spazio per pregare e mi venisse negato, io resterei male. In questa occasione ringraziamo tanto Donaldo per questa collaborazione. He used to let the Muslims pray in his church until his boss, Bishop Mazzucato, decreed that no Muslim should pray on Christian property. Un altro si appare, eccolo qua, vedi, e le donne andavano qui, questo pezzo qui, quindi avevano uno spazio bello. Un giorno si sono presentate delle persone che mi hanno chiesto di avere uno spazio per la preghiera e mi hanno detto che erano musulmani e io li ho accolti, siamo andati avanti per 2 o 3 anni. Un bel giorno viene fuori la notizia che la chiesa è stata trasformata in moschea, il che non è mai successo. Il tema di questo venerdì è il divieto dell'omicidio, il rispetto della vita e il diritto umano. Allora noi lavoriamo in questo territorio e paghiamo le tasse come pagano di tutti e lavoriamo per il bene di tutti e siamo ben integrati e Treviso è più conosciuta che la comunità. Ci sono delle regole, ci sono delle strutture, loro vengono qua e si devono adeguare, è talmente semplice, ok? Non si possono fare miracoli, per cui si devono adeguare, punto e basta. Qua lavoro, sono qua, hanno il lavoro, la casa e tutto, però devono stare entro certi limiti, cioè le loro richieste devono avere un limite, tra virgolette. Però insomma è giusto che sappiamo. È un po', forse è ancora troppo presto. La nostra Costituzione prevede che siamo tutti uguali davanti alla legge per culto, religione ed altro. Pertanto vietare le moschee per un raduno di preghiera per me è sbagliatissimo. Per me la gente che è contraria è solo perché ha paura del diverso, paura dell'integrazione, e anche tanta ignoranza, mentre provare ad integrarsi potrebbe essere il futuro. Ironically, given the poor welcome from Treviso's authorities, many in the Muslim community, especially sons and daughters of first-generation immigrants, feel integrated into Italian society.
Maryam is a 22-year-old Italian of Moroccan descent. She is the founder of the second-generation organization, which she hopes can spread understanding and tolerance amongst all Treviso's people. Il nostro obiettivo è cercare un luogo per la nostra associazione, quindi una sede come questa qui che vedete dietro le mie spalle, e anche cominciare un attimo a dare una buona immagine ai musulmani che risiedono qua a Treviso. In Rome, Europe's biggest mosque was opened in 1995, but this was before the anti-Muslim feelings that swept Italy after 9/11. Mario Scialoia, former ambassador to the UN for Italy, was raised a Catholic, but converted to Islam 20 years ago. He is now an important bridge between Italian and Muslim cultures. And this was built after an international agreement between Italy and Saudi Arabia. I embraced Islam at the end of '88. You know, what attracted me to Islam was the direct relationship from the faithful and God, without intermediaries. Islam is not the main factor that can make it difficult to integrate the Muslim population in Italy. The main one are ethnic differences, cultural differences. For Muslims around Italy, I mean, it's difficult because most of practically of the 750 prayer halls are just makeshift prayer halls located in the backyard of a shop in an old dilapidated building. Qua hanno pregato, come potete vedere, senza tappeti, perché se preghi con il tappeto è occupazione di suolo pubblico e devi pagare la multa. Quindi non puoi pregare fuori. Anche se non è nella moschea, devi pregare per forza a casa tua, se no non pregare, cambia religione. E qua era la giornata più calda, penso, per quanto riguarda sia i trevigiani che per i musulmani di Treviso. A me, per esempio, sono arrivate delle lettere di minaccia. Le ho portate dopo in questura, dove minacciavano di morte, e non soltanto me, ma anche la mia famiglia, e quindi sì. A me non mi ha fatto niente, perché ho detto preferisco morire per questa causa piuttosto che stare zitta a guardare. Voglio la rivoluzione nei confronti di quelle aperture dei phone center. Gli avventori tutti si mettono a mangiare e bere piena notte, fischiano sui muri, che vadano a fischiare nelle loro moschee se occorre, ma non nelle città italiane. È tempo di finirla. Despite the overtures of the Muslim community, the Northern League is now pushing for a law which would mean that only Catholic buildings can be erected within a kilometre of any other existing religious building. Allora, siccome stasera è una festa per la comunità trevigiana, noi abbiamo organizzato questa festa, però dobbiamo per forza farla fuori per i motivi dell'ordinanza che ci hanno dato. In Treviso, the mosque has been ready for the past 15 years, but the council still refuses to approve it as a place for worship. Siccome questo posto noi abbiamo fatto un sacrificio di farlo e come vedete è pronto per tutti, però quello che mi dispiace è che non possiamo usarlo. Noi amiamo questo paese, veramente mi dispiace per questo che abbiamo un locale più grande e bello, però siamo fuori, non abbiamo fatto dentro. Tadil has invited Treviso's non-Muslims to a big dinner party, and in spite of the threat of rain, first the prayer rugs and then the food are laid out in the warehouse car park. Over 300 residents have gathered in a symbolic gesture of peace and dialogue. كان توابا الله أكبر